dai, su, dai. Ale adesso, su, Ale, dai sì, dai. Piero Vai per la seconda edizione del trofeo Porto Conte, sesta prova di campionato regionale cross country. Sono partiti alle 10.04, sono già intorno ai... Che ore hai anche? 10.04. Sono partiti intorno alle 10.04 minuti, sono già passati 14 minuti, fra qualche istante qualcuno lo vedremo anche arrivare. Sono partite le categorie dei giovani, sono partite le categorie di allievi esordienti primo e secondo anno e donne giovani. Gli allievi andranno a fare 3 giri del percorso, eccolo il primo e i primi due per la mountain bike senior con il numero 71, vediamo Dennis Santoru e subito dietro Mauro Vercellino, l'allievo di secondo e primo anno. Allora il 71 che vediamo in questo momento, Dennis, e il 124 Mauro Vercellino, sono i 2 ragazzi della con un tempo parziale di 14.55 sul primo giro. Sono i primi 2, mentre vediamo subito dietro per la Giorgione Ozierese Carrera, vediamo con il 130 dovrebbe trattarsi di Andrea Venuda in seconda posizione sulla categoria allievi di primo anno. Sono i primi 3, hanno staccato letteralmente i loro amici di gara, ma concorrenti, atleti di diverse categorie. Sono passati i primi 3, i primi 2 allievi di primo anno e il primo allievo di secondo anno. Tra qualche istante ecco vediamo Matteo Diana della mountain bike senior o Luca Concas. In questo momento riuscirò a vedere, sì, forse Matteo, perché si gira Matteo Diana in terza posizione in questo momento tra gli allievi di primo anno, con il numero 125 per la mountain bike senior. Vedo le maglie gialle e col numero verde l'allievo Tommaso Sanna con il numero 74 della Architano MTB in seconda posizione tra gli allievi di secondo anno. Il suo compagno di squadra con il numero 123 Pinna Nicola, sempre tra gli allievi di primo anno, mentre vediamo le maglie, il primo esordiente signori di secondo anno Pigo Antonio della Giorgione Cerese Carrera. Ricordo che gli esordienti fanno 2 giri mentre gli allievi 3 giri. Primo l'esordiente di secondo anno della Giorgione, mentre arriva un allievo della Runner Cagliari con il numero 133, abbiamo Marras Lucca, l'allievo di primo anno. Ecco, mentre un altro allievo di secondo anno sta arrivando in questo momento, si tratta di Luca Concas per la mountain bike senior in terza posizione in questo momento, deve fare 2 giri e subito dietro abbiamo un altro allievo della Giorgione con il numero 82 Luca Concas, mountain bike senior, e subito a ruota con il 131 abbiamo Santa Gabriele con il numero 14 Virgilio Lisbo in seconda posizione tra gli esordienti di secondo anno, mentre Santa Gabriele è allievo di primo anno della Giorgione Ozierese. Vediamo ancora le maglie tra gli allievi, le maglie gialle dell'Architano, fra qualche istante sappiamo di chi si tratta. Con il numero 73 abbiamo Santa Lucca dell'Architano, allievo di secondo anno, 2 giri anche per loro per la conclusione. Ricordo che questo secondo trofeo di Porto Conte è la sesta prova di campionato regionale cross country. Sono passati 4 allievi di secondo anno e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di primo anno, 2 esordienti di secondo anno. Mancano ancora l'appello degli esordienti di primo anno. Ecco, vediamo là in fondo 2 allievi a arrivare, Galluccio con il 77
e 121 Vitus. Ecco, vediamo subito l'esordiente di primo anno. Sì, con il numero 32 abbiamo Usai Michele della Picalina MTB, seguito a ruota dal suo compagno di squadra Nicola Meloni, esordiente di secondo anno. Con il numero 38 in seconda posizione per la Mountain Bike Senior, esordiente di primo anno, Alessandro Cocco, e subito dietro col 129 Cambilaggio Alessandro che alce palla a Osilo. Stanno arrivando due maglie bianche e azzurre della Mountain Bike Senior, si tratta di Marco Simone Pisu con il numero 25 e subito dietro la donna giovane della Mountain Bike Senior, Simona Corso, mentre taglia in questo momento un altro giro al termine per Marco Simone Pisu per la Mountain Bike Senior di Servente secondo anno, ed ecco un altro giro per Simona Corso con 951 per la Mountain Bike Senior. Il passaggio con il numero 10 del Sogus Luca della Taxus Vacata, esordiente di secondo anno, un altro giro per lui, e le maglie per il 134 le maglie della Runner Cagliari Giacomo Lori, di allievo di primo anno, ancora due giri. Ed ecco un atleta locale, lo vediamo in fondo, sta arrivando per l'Alghero Bike, dovrebbe trattarsi di Catogno, oppure lui con il numero 26. Adesso ne passano 4 tutti assieme. Allora, il numero 8, 24, 9 e 35. E vediamo di chi si tratta. Con 8 Falchi Nicola dell'Altitano, poi con il 24 Garau Alessandro della Giorgione, con il numero 9 Tomasi Lorenzo della Taxus Spaccata, e con il 35 poi Mattia della Picalina MTB, e l'esordiente di primo anno in terza posizione il podio in questo momento. Per la Giorgione, Monte Stefano della Giorgione Alzierese Carrera, un tempo di 22. Ancora con il numero 5 abbiamo Murru Pierpaolo con un tempo di 22-11 minuti, una esordiente di secondo anno. Le maglie della Runner Cagliari con il numero 135 abbiamo Vilas Italo, un allievo di primo anno, 2 giri per Italo. Le maglie bianco-rosse, lei è di Alghero, ma è il pedale siniscolese, la sua nuova maglia, signori. Alessia Contini con 958, in questo momento in seconda posizione. Un quartetto, signori, con il 126, con il numero 34, il numero 31 e il numero 127. Vediamo di chi si trattano in queste 4 posizioni. Con il 34 Massa Gabriele della Picalina, con il numero 31 Aresti Niccolò della Taxus Baccata, il 127 Podiga Alessandro della Royal Bike Sassari, e col 126 Zeta Davide dell'Artitano. Il passaggio con il numero 33 dell'esordiente di primo anno per la Picalina, Murgia Michele. Ricordo agli esordienti che devono fare 2 giri come le donne. In questo momento le donne giovani sono passate in 2, è passata Simona Cossu e Alessia Contini delle donne giovani.
pedale sinisco. Ecco un'altra coppia di donne giovani, vediamo Giorgia Rio dell'Antitano e Beatrice, non so, attenzione signori con il 955 952, 952. Ariu Giorgia dell'Antitano e Firas Beatrice della Taxus Baccata, tutte e due esordienti donne, categoria donne giovani, e ancora con il numero 23. Argiola Davide, Extreme Bike Cagliari, è un esordiente di secondo anno, ultimo giro per Davide della Taxus Baccata. E anche, attenzione, sta passando con il numero 950, abbiamo 960 che scusa il numero 20. 60 e 20 e Lici Roberta della Taxus Baccata, mentre con il numero 20 Martino Pugetto dell'Architano, esordiente di secondo anno. Ma moglie non mi ha dato di soldi ormai, finiti. Signori, con il numero 41 Salvatore Bello della Giorgione, esordiente primo anno, un altro giro per Salvatore. 71 per la Mountain Bike Senior, allievo di secondo anno, Santoro Tennis, Campana Trapatino, ultimo giro. Ultimo giro. Campana, non mi hanno dato la campana. Anche la campana. Vi faccio tutte, le so tutte. Mauro Vercellino, in questo momento l'allievo di primo anno per la Mountain Bike Senior, guarda avanti, non guardare dietro, con il numero 124, ultimo giro, campana, con un tempo di 31 e 31. Signore, con la maglia gialla si può portare? Alza, porta. Con il numero 130 per la Giorgione Ozierese Carrera, Andrea De Rudas, ultimo giro per Andrea. Un tempo parziale di 33 minuti e 09 su 2 giri. Allora, Gigi, no, forse di mattina Michele, invece durante la gara Gigi la prima, quanto Gigi la prima. Un passaggio col 74, ma signori, primo applauso per la prima vittoria, l'esordiente di secondo anno con il numero 16, Piga Antonio, Giorgione Ozierese Carrera. Matteo guarda avanti. Vuoi guardare avanti? 125, Matteo Diana, Mountain Bike Senior, allievo di primo anno. In discesa cade per quel motivo, succeda. Con il 123, Pinna Nicola dell'Architano, allievo di primo anno. Tu pensa che nella discesa siamo andati quando siamo andati a Savona, brutto, un ghiaccio, lascia verde. La Cidro. E allora è Con il numero 133, Marras Luca della Runner Cagliari, allievo di primo anno, ultimo giro per Luca. Volata, che non volata non è perché sono tutti e due della stessa società ma categorie diverse, e con il numero 14 Virgilio, con il 131 Satta Gabriele, Virgilio Lisbo seconda posizione tra gli esordienti secondo anno per la Giorgione Ozierese Carrera, le prime due posizioni per la Giorgione Ozierese, mentre è passato Satta Gabriele con il numero 131, allievo di primo anno, deve fare un altro giro con un tempo di 35-45 sui 2 giri, dovrà fare ancora un altro giro di questi 3,5 km per di gara. Per le maglie dell'Architano,
con il numero 73 Sacca Luca, allievo di secondo anno. Ultimo giro Luca. Dai Nicola, sta arrivando Nicola, guarda via. Ha finito. C'è un arrivo, Nicola, tra gli esordienti di con il numero 12 Nicola Meloni della Picalina e poi con il numero 77 Andrea Galluccio e dietro di lui con il 121 Quintus Marco della Taxus Bancata, mentre Andrea Galluccio della società Alghero Baez. Arriva. Dai Michele! Non leggo il numero ancora. Numero 32, signori, Usai Michele, esordiente al primo anno. Piccolina, LTT, signori, un altro arrivo. L'applauso per le medaglie bianche e azzurre. Non posso dire che è un maschietto, tutta rosa, con il numero 951, Simona Cossu. Un arrivo con il numero 10, Sonus Luca Tasso Zapaccata. E un seconda posizione per gli esordienti di secondo anno con il numero 38, lasciatemelo dire. Bravo Alessandro! Bravo Ale! L'avevano già detto, comunque non avessero capito, invece l'avevano sbagliato. Non potevo dire sbagliare con mio figlio. Attenzione signori, il passaggio del 134, abbiamo Giacomo Lori della Runner, ultimo giro, mentre un esordiente all'arrivo, attenzione signori, con il numero 8, numero 26 e il numero 9, rispettivamente con il numero 8 Valti Nicola dell'Architano, con il numero 6 D'Antonio Francesco, anche se te l'ho sbagliato io, e con il numero 9 Tomasi Lorenzo della Taxus Bancata. Tu più pare, più pensiamo che consumo. Che silenzio, Le maglie bianche e azzurre della Picalina. Anche sono due bianche e azzurre, voi avete anche un po' di nero, no? Che mi piace, vero? Signori, con i 35, vediamo se lo ricordo bene. Mattia, poi! Va bene così. Terza posizione tra gli esordienti di primo anno. Signori, l'applauso, le maglie della Giorgione Oziarese con il numero 24 Garau Alessandro Giorgione Oziarese Carrera, esordiente di secondo anno, con un tempo finale di 44 e 15. Lo riconosco mai con la sua telecamerina sul caschetto bianco, signori, con il numero 1 Pote Stefano della Giorgione Oziarese Carrera. Un altro esordiente all'arrivo, le maglie questo anche davanti dall'Architano, mentre dietro vediamo ancora le maglie della Taxus Bancata, mentre i master stanno con il numero 5, sì, e con il numero 5 abbiamo Murru Pierpaolo dell'Architano, esordiente, attenzione, ha finito con il numero 31, finisce Nicolò Aresti della Taxus Bancata. Ragazzi, non vi fermate qua, mettetevi dall'altra parte, grazie. Nicolò, dall'altra parte. Potete stare bravi e scendere sul lato destro. Piapà, se devi scendere scendi sul lato destro, attenzione che sta arrivando quella del Cagliari e l'allievo, ma mentre subito dopo un esordiente che sta chiudendo la sua gara con il numero 34 e con il numero 135. Con il 34, chiedo scusa, Gabriele Massa della Picalina LTV, esordiente primo anno, e con il 135 Italo Piras della Runner, ma un allievo che deve fare un altro giro. 127 Alessandro Ponti, che è un altro giro, mentre si
58, signori, seconda posizione primo con il 71, se si mette davanti mi copre. 61, Mountain Bike Sendori, Alessandro Cambilaggio 129, deve fare ancora un giro. Dai Ale, dai Ale. Occhio, occhio! Signori, signori, le maglie bianco-azzurre Per favore. per la Mountain Bike Sendori con il 124, Moro Vergevino, 48 e 32 il tempo finale. 55, terza posizione, Giorgia, Ariu, Marchitano MTB, subito dietro, la lotta è stata oggi fra Giorgia e Beatrice, con il numero 952, chiude in quarta posizione, Beatrice Pira Taxus Bacata, e il 130, signori, Andrea Deruda, con un tempo finale di 50 e 54. No, è Sanna, Nicola e Matteo. Attenzione, per cortesia, con il 74, poi una volata, con il 123 e 125. Sanna, Tommaso con 74 prima di loro, poi uno sprint per la terza posizione fra Pinna Nicola e Diana Matteo. Se l'ha giudicata Pinna Nicola, chiedo conferma. Pinna Nicola con il 123 per l'Architano in terza posizione, in quarta posizione Diana Matteo per la Mountain Bike Sendori. Portate roba che ci sei poco. Con il 133 all'arrivo Poco, però. Marras Luca della Runner con un tempo finale di 53 e 39. Dimmi cosa mi stavi dicendo. Satta Gabriele, attenzione, con il numero 131 per la Giorgione Ozierese Carrera, l'allievo di primo anno, Satta Gabriele con un tempo finale di 54 e 33. Dennis passa sul lato destro, mezzo ti calpestano. Attenzione signori, non è finita la gara, quindi lasciamo spazio ai ragazzi che stanno concludendo con il numero 23 per Extreme Bike Cagliari, l'esordiente di secondo anno, Davide Argiola. Dove andate Michele? Manuele, Sul lato destro ragazzi Tommaso Nicola, il numero 960 Roberta Lisci, Taxus Bacata. Un applauso dai signori, è un po' freddini oggi, eppure c'è il sole, ci sono gli alberi, c'è il mare. Da 3 l'arrivo di Satta Luca, allievo di secondo anno per l'Architano MTB con un tempo finale di 58,09. Della Taxus Bacata, il suo numero, l'allievo di primo anno con il numero 121, Marco Pintus. 58-57 il suo tempo. E Open, Junior, Elite, donne, tutti qua. Dai Andrea che è finita! Guarda come pedala che è finita, guarda. Signori, con il numero 77 per Alghero Bike, Andrea Gallucci, vedi che è finita. Niente, secondo anno, un arrivo con il numero 20. Pugieddu Martino dell'Architano, un tempo 1 ora 01 e 48. Adesso stavamo parlando col giudice, bloccherà l'uscita in fondo i ragazzi che mancano perché dobbiamo schierare la flotta. Ecco, mentre per la run sta arrivando un altro allievo, dicevo, chiuderanno giù i ragazzi, i tempi e le classifiche verranno presi alla fine, all'uscita del single track che riporta su queste rettilinee d'arrivo, e metteremo nelle griglie di partenza gli altri atleti. Con il numero 134 nel frattempo è arrivato Loi Giacomo.